Allora, abbiamo chiarito l'importanza della contrattazione sociale, senza la quale le cose andrebbero per un certi versanti non sempre migliori. Daniele Argenton, situazione e quindi bilancio per quel che riguarda Rovigo e dintorni. Sì, buongiorno a tutti. Certo, abbiamo svolto questo convegno, c'è stato questo convegno il 17 di febbraio con la presenza del segretario nazionale generale dello SPI-CGIL, Ivan Pedretti, con la nostra segretaria regionale Rita Turati, con lo SPI provinciale, proprio per fare il punto del bilancio dell'attività. È un bilancio che è un pezzo che lo volevamo presentare al nostro gruppo dirigente, alle categorie della CGIL, in sinergia con la CGIL, proprio perché è una lunga attività, io dico anche molto faticosa, e per raggiungere degli obiettivi, per raggiungere dei risultati. Ce la siamo conquistata nel tempo, ovviamente conoscendo e facendo conoscere anche il contesto territoriale, perché bisogna partire dalla conoscenza del territorio per poi fare le proposte e cercare di raggiungere degli obiettivi. Poi magari vi spiego, alcuni obiettivi interessanti li abbiamo raggiunti, proprio perché quello che ha detto Rita prima è molto importante, perché a livello nazionale, regionale e territoriale la nostra categoria insieme con la CGIL ovviamente fa quella contrattazione che la possiamo chiamare di secondo livello, ma molto importante per i cittadini, per i lavoratori, per i pensionati. Il contesto del Polesine ovviamente è un contesto interessante sotto certi punti di vista, ma anche con delle preoccupazioni, nel senso che purtroppo noi siamo il territorio che ha un tasso alto di anzianità pari al 24,7%, che è fra i più alti nel Veneto. Tasso di anzianità, bisogna che teniamo conto anche dei redditi da lavoro dipendente e redditi da pensione. Purtroppo quelli da pensione sono i più bassi nel Veneto. C'è anche un tasso di povertà del 10% della popolazione, è una popolazione. Ecco, infatti adesso magari chiediamo della regia se ci mettono in onda delle slide che voi avete preparato, in modo che possiamo far vedere la zona appunto di Rovigo e questo spaccato sociale che è molto molto interessante. Chiaramente, quando dicevo redditi da pensione e redditi da lavoro dipendente bassi, la media nella nostra provincia è di 600-700 euro al mese. Certo, ci sono delle situazioni, ma è prevalente proprio per la storia lavorativa che i nostri pensionati hanno avuto nella loro vita. Molti sono pensionati del settore agricolo, per esempio? Sì, certo, essendo tanto anziani ovviamente hanno delle caratteristiche lavorative, ovviamente da noi non ci sono state le grandi fabbriche, ovviamente come dire, da noi ha prevalso l'attività in agricoltura. E poi c'è un altro aspetto del basso tasso di immigrazione regolare presente. C'è un altro aspetto che c'è un aumento di vita delle persone sole. Sono prevalentemente donne e la povertà è in aumento, che ovviamente produce diseguaglianze e sempre di più crea difficoltà anche nell'accesso delle cure, perché purtroppo qui i redditi bassi, sia da lavoro dipendente che da pensione, quando sono bassi molto spesso fai fatica anche a curarti. Ci sono degli aspetti che non sono mai venuti a nostra conoscenza, che purtroppo ci sono anche dei pensionati che chiedono credito alle farmacie. Questo è un aspetto doloroso per queste persone e deve essere impegnativo per noi, perché conoscendo i bisogni sul territorio ovviamente noi dobbiamo trasformarli in richieste, in azioni e di impegni nei confronti delle istituzioni, dei comuni e dell'aspetto sanitario e sociosanitario. Il confronto, quello che dicevamo prima, con i comuni nella nostra provincia, è un confronto che è iniziato qualche tempo fa e nel tempo
ci siamo conosciuti, insomma, ecco, con gli amministratori, abbiamo condiviso proposte, idee, e anche le amministrazioni, i sindaci hanno condiviso con noi accordi verbali che cosa ci sta dentro in questi accordi? Delle esenzioni e delle agevolazioni che non sono conosciute purtroppo. Questo è un altro aspetto della nostra attività che dovremmo fare velocemente, proprio per far conoscere quello che negli accordi che stiliamo, che firmiamo, che sottoscriviamo a livello unitario con i sindaci. La gente lo deve conoscere, la gente deve sapere. Per esempio, esenzioni, aumento della fascia di esenzione dal pagamento delle tasse. Le tasse sono alte, le hanno aumentate a livello nazionale, sono alte a livello locale, e questa fascia di esenzione che è stata ampliata, mi sembrava, no? Prego? È stata ampliata un pelo. È stata ampliata con l'accordo con il governo. Sì. Però a livello locale noi possiamo con gli accordi elevarla, cioè innalzarla, portarla per esempio fino a 12.000 euro. E quindi c'è una fascia che il comune A, B o C, per esempio il comune di Castelmassa, ma anche il comune di Canaro, ma anche altri comuni, no? Che hanno scelto e condiviso insieme alla proposta fatta dalle organizzazioni sindacali, ovviamente ha agevolato dal punto di vista fiscale molte persone. Questo è un aspetto positivo che dovremmo scendere proprio in piazza, no? Nelle assemblee, insomma, a spiegarlo. Esattamente, sì. Quindi voi avete, per semplificare, voi siete andati dai sindaci di questi comuni, avete detto questa è la situazione, c'è questa massa critica di persone che, come abbiamo visto anche dai dati, dei grafici, è a livello di povertà, soglia di sopravvivenza o neanche. Cercate anche voi di venire incontro. Il governo fino a qua è arrivato, non è sufficiente, questo piccolo gradino che ce lo metta il comune. Esattamente. Do out des, faccio questo, fare questa, è una contrattazione. Siete arrivati, alcuni comuni hanno detto va bene, vengo incontro fino a un certo punto, altri invece sono siamo ancora inascoltati e dovremo ovviamente fare quelle azioni, come ha detto prima Rita, no? Proprio per posso dirla, svegliarli, no? Svegliare le persone, creare quella condivisione, perché le nostre proposte sono proposte che portano un sollievo anche dal punto di vista fiscale, perché per esempio... Però i comuni che dicono che non hanno risorse, perché lo sappiamo benissimo le situazioni in cui versano tanti comuni, soprattutto poi più piccolini, che hanno grosse difficoltà, come fanno, anche volendo? Come possono fare? Certo, sì, è chiaro che è più difficile, no? Noi abbiamo 4 comuni che hanno meno di 1.000 abitanti, i tagli del governo, i tagli della regione, i tagli sulla sanità, sul sociosanitario. Il patto di stabilità, perché il problema è il patto di stabilità, no? Per molti, sono anche virtuosi. Esattamente, però. E portano, ovviamente ci sono delle difficoltà. E queste dobbiamo ragionare insieme con loro per vedere se ci sono delle opportunità. Magari, come dire, il controllo, no, della tassazione locale deve diventare una priorità nel contesto del bilancio. Allora lì ci sono degli strumenti dove poter conoscere, no, quanto è stata la tassazione e quanto ci sono gli introiti, no, del pagamento di queste tasse comunali. Ci possono essere delle... E quanta evasione. Adesso ci arrivavo effettivamente, perché quello è un tema veramente primario, direi. L'altro aspetto sono per esempio anche la tassa sui rifiuti, la Tari, dove in alcuni comuni siamo riusciti a condividere le proposte con i sindaci, per esempio per aiutare chi è in disoccupazione, chi è in cassa integrazione, chi ha avuto problemi sul lavoro, chi è in uno stato di non autosufficienza, chi è in uno stato di disabilità, cioè, come dire, guardando tutta la popolazione, dalla nascita, possiamo dire, fino alla vecchiaia più alta. E anche questo ovviamente tenendo conto che queste agevolazioni devono e hanno accolto tutti quanti, devono essere fatti in base e devono essere, come dire, condivise in base a un ISEE.
un ISEE previsto perché con questi strumenti... Sarebbe il reddito, certo, sostanzialmente. la verifica del reddito, perché con questo strumento siamo sicuri che le agevolazioni vanno date a chi ne ha veramente di bisogno. Quindi sosteniamo questo percorso e anche i sindaci lo sostengono e quindi condividiamo il nostro protocollo d'intesa, il nostro verbale con queste modalità. L'altro aspetto invece è che, come è stato appena detto, annunciato, l'evasione fiscale. L'evasione fiscale, la lotta all'evasione fiscale è un impegno straordinario per la nostra organizzazione, vorrei dire primario, perché esiste anche sul nostro territorio, infatti ci rendiamo conto sempre di più, con molta più sofferenza anche da parte nostra, che sfortunatamente ci sono persone che non riescono a pagare le bollette, luce, acqua, gas, rifiuti, eccetera, che chiedono aiuti ai comuni, ma ci sono anche tante persone, e non solo persone ma anche aziende italiane e non italiane, che evadono la tassazione. La evadono e poi questa è redistribuita su chi paga. Credo che questa è un'ingiustizia sociale pazzesca, cioè ormai, come ho detto, non se ne può più, perché più approfondiamo gli argomenti, più ci addentriamo nella materia, più ci rendiamo conto che la lotta all'evasione fiscale deve essere primaria per il sindacato, ma soprattutto per i sindaci, per le amministrazioni comunali, perché ci sono le leggi, perché abbiamo fortunatamente siglato dei patti anti-evasione con 12 sindaci, però poi, come dire, ci deve essere l'altro passo che dalla firma del protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, ma ci deve essere il passo successivo per rendere, come dire, a conoscenza, per praticare le azioni previste dal patto anti-evasione. Cioè, cosa vuol dire? Ci sono degli ambiti previsti che i sindaci, magari mettendosi insieme, potessero, come dire, il problema, procedere, certo, no, a questa lotta all'evasione fiscale. Ci terremmo tantissimo. Ci sono stati 2 comuni che hanno prodotto, perché poi c'è un ritorno. Il ricavato, no, quello che si riesce a ritornare, no, nelle casse comunali, rimane lì al 100% per altri 2 anni. Quindi, come dire, con questi ritorni, no, certo, c'è un riscontro oggettivo, ma poi si possono reinvestire le risorse nel sociale, nelle scuole, nell'infanzia, nella non autosufficienza, nei bisogni sociali. Quindi è un'attività che non è solo da fare la guardia, no? Oppure come dire, denunciare e basta, ma c'è un ritorno che è molto efficace in altre regioni, in altri luoghi, in altri ambiti anche territoriali del Veneto, dove hanno applicato le leggi italiane e hanno ottenuto dei risultati. Chiaro. Quindi, per ultimo, ecco, un altro degli aspetti della nostra contrattazione è che siamo riusciti a siglare un protocollo d'intesa con l'azienda SM7, per esempio, sulla distribuzione del gas naturale. E quindi con delle agevolazioni anche in questo caso per le fasce deboli. Qui c'è un ISEE alto, quindi è solo un problema di conoscenza dell'accordo, ma cercheremo l'abbiamo già distribuito, l'abbiamo già condiviso, però insomma, ecco, è un risultato importantissimo. È un risultato molto positivo, è ormai da 3 anni che lo continuiamo a siglare, perché effettivamente... E quindi bisognerebbe estenderlo. Esattamente. Daniela Gentoni, siamo arrivati alla pubblicità che incombe, poi concludiamo perché dobbiamo dare la parola anche naturalmente a un altro aspetto importante dell'attività che è stata svolta a Rovigo, e poi concluderemo con una novità insomma interessante che ci anticiperà la segretaria Rita Turati. Pubblicità, pochi secondi.